abbiamo voluto citare una frase di Alberto Moravia: quando le informazioni mancano, le voci crescono. Encomio la biglia verde assegnato a Piero Longo, editore Partinico Laico, con questa motivazione: per operare nel quotidiano con generoso impegno e spirito di iniziativa al servizio del territorio, raggiungendo un elevato rendimento nel campo dell'informazione. Il presidente Francesco Pilleci, il vicepresidente Francesca Currieri. Vorrei un applauso. La coppa, la biglia verde, l'encomio la biglia verde assegnato a Piero Longo, Partinico 14 novembre 2015. Passiamo la parola al Presidente del Consiglio. Per le stesse motivazioni che non voglio ripetere che ha detto Francesca, anche nel Consiglio Comunale, quindi che ho l'onore di rappresentare stasera, e a Piero Longo per l'encomio all'informazione. Grazie, purtroppo devo andare via perché ho avuto un problema serio. Grazie, mi dispiace la stavolta ero a Messina per l'emergenza acqua, adesso devo scappare per un fatto più grave, devo andare in Germania entro stasera. E quindi grazie e sempre a Filippone. Dai un bacio a famoso per Francesco Pilleci, presidente dell'associazione La Biglia Verde, è poeta e scrittore ed autore di diverse pubblicazioni, già riportate nella biografia. Nel suo percorso culturale ha sempre guardato verso il sociale e la cultura. Ha organizzato assieme a Francesca Currieri diversi eventi che ha visto il confronto con artisti del territorio nazionale e non solo. Il suo obiettivo più grande è quello di divulgare la cultura attraverso la poesia e la narrativa. Adesso conosciamo comunque da vicino i relatori che con le loro riflessioni daranno un contributo fattivo a questo evento. Iniziamo dall'avvocato e giornalista Francesca Currieri, addetto stampa all'AMAP di Palermo, assistente universitaria e tecnica e diritto della comunicazione. Sul poeta Francesco Pilleci, che ringrazio per la sua skills e per le emozioni che ci regalerà stasera. Quindi dopo questo applauso sentiamo le istituzioni. Diamo voce al Presidente del Consiglio Filippo Aiello. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti da parte mia e di tutto il Consiglio Comunale di Partinico che ho l'onore di presiedere. L'amore immenso dei genitori verso la propria figlia descrive la gioia, il calvario di una malattia che non lascia via d'uscita e il dolore incolmabile per la perdita prematura della propria principessa, una storia vera che Partinico non ha mai dimenticato. Prego Francesco. Principessa è una poesia che io ho scritto l'anno scorso, che è stata premiata in gran parte d'Italia, tra cui a Napoli e a Messina. Ed è una poesia, io sono stato ispirato dalla triste storia di Cristina Romano, la figlia di Michele Romano. È una bambina che è volata in cielo troppo in fretta a causa di una malattia. Io l'ho scritta, ho ricevuto tantissimi riconoscimenti, l'ho dedicata proprio a Cristina ed è stata inserita in tantissimi libri, antologie dei concorsi a cui ha partecipato, tra cui non poteva mancare all'interno della valigia, la valigia piena di parole. Allora, principessa, ti nasci una figlia con tanto amore, la nutrigli fino a 16 anni con tanta gioia dentro il cuore, la talietti pedita, che è fatta grande, che è fatta bella, pare una principessa tra la gente,
fai 1000 progetti insieme alla guida, fai 1000 sacrifici per accontentarla e ti senti in colpa quando provi a rimproverarla. Le figlie sono tutte le stesse e tutte su pezzi di cuore, ma si sa, lo primo è sempre lo primo, e senza levare niente all'altro, entra di Dio, entra la tua anima, un debole vita non lo può negare. Tutti dicono che la vita è una rotta, si nasce, si cresce e si muore, e con fede a Dio e lacrime di sangue la volontà del Signore sa accettare, e tu non continuate si può ribellare. Tutti dicono che dopo la morte la vita continua, eppure come di un padre o di una madre può capire lo dolore che si prova quando una figlia ti sta per lasciare. Pensi sempre che ella deve passare a Dio, ma poi un giorno arriva un fulmine chiamato malattia, non ci crede e lotte per salvarla, t'affida a Dio per aiutarla e non manca per Dio di confortarla. Davanti a ella ti mostra allegro e premuroso, ci fai coraggio a non mollare, ci dice sempre di lottare, perché da malattia si può salvare. Ida t'attenta e ride dolorante, e tu non piangi per darci speranza, mentre ci padre ti senti in talo petto lo cuore che ti sta per scoppiare, senti la mente che ti sta per sfasare, e padre con l'occhio a tuo mogliere che ti fa segnale con la turbare. Giorna, mese e anni di spedale, le dotture angolorate assurde possono parlare, solo Dio la può salvare. E allora capisci che non c'è più niente da fare, la tua figlia la stanno per licenziare, poi arriva l'ora di salutare, piange disperato perché non la vuoi lasciare, ida come una principessa si fa giocare, e dopo tanto peneare insieme alla bullancia nello cielo la vede volare. Ciao Cristina. Grazie. Andiamo avanti, diamo spazio ai relatori, do la parola all'avvocato Francesca Corrieri. Inizio per prima. Grazie Francesco per avermi scelta come relatrice, tra l'altro con dai colleghi, perché siamo una squadra, no? È giusto? Conosco Francesco quando sogno di uno. Parlare sidda è noioso e porta tormento. Certe volte ci dico parole e la mano nel mio paese. Ma quando sogno sazio e all'esito di mangiare mi sento in colpa e la comincio a cercare. Madre mia quanto è siccolo me vicino. Pagasse soldi per avere lo suo fisico e lo suo peso. La domenica sera a tenocchione faccio la promissione, ma stomaco pieno, se sa, sono tante le illusioni. L'orone di mattina sogno deciso, oggi la faccio. Niente pane e pasta, no mogliere, no, non sogno pazzo. Solo caffè, acqua e carote per sciogliere sto grasso. Poi steggio la macchina e mi metto a camminare. Ma verso le 10 la panza mi sento telefonare. Ma sei sicuro? Non pare che stai per esagerare. Per un troppo di uno la mente ti può alleggerire. Io non voglio il careticchio, non ti voglio convincere e manco tentare. Un paninetto con provolette e la salame, a quanto sei grosso, che ti può fare? Ma si sa, una cosa me la mangiare, e Nicolicoli mi può fare. Se cammino più sai, magari non mi fa ingassare. Verso l'una, da panza mi sento a telefonare. Ma non capo fare un modello. Qualche chilo a 40 anni, se ci pensa attentamente, non fa male. Pensa a quando diventi vecchio e per colpa del diabete non puoi mangiare. Manticchia pasta, stura, amico mio, che ti può fare? No, stavolta non sogno all'ammetato. Oggi non mangio e tu non mi tentare. Tengo un vestito gessato appezzato, che quando lo davio mi metto a lacrimare. Sì, ma passa da farmacia e pisate prima di mangiare, se proprio la vuoi fare. Che so sì,
Questa parola te la faccio passare, ma c'è mia, non posso da ieri. Ma come si può fare? Ah, questo no, sacrificio non ne faccio per ingrassare. Tagliate a faccia, panelle e crocchie, faccio carneletane, e nemo, sai. La salaire sta balanza delle tue, mi non so che fare. A tre da panza mi sento per ripiare. Un mio sogno mi metto a mangiare. Ma quando mi avvicino alla cassa che pare, arrivo vicino sicco, ma la tentazione dal lato mi devo passare. Mi fermo deciso e pensieroso a tagliare. Poi, ma sì, mi mangio un papà un cannolo e poi un mozzicone pure per via. Da sicuramente essere più stessicco, seppur malato, e non può mangiare come mia. Grazie. E allora credo proprio che ne valeva la pena. E in effetti quello che dice nella poesia lo applica pure in ufficio. Se andiamo in ufficio, lui dice ti posso offrire, guarda, te fra due carote e due mele, a buona carota. Dico no, carote no. Poi magari guardi, spirci in un altro armadio e anche perché è la mia preferita, e porta il titolo dell'opera, Una valigia china di parole. Hai una valigia grossa preparata, figlio mio. Io la dedico a mia figlia che è accanto a me. Ora che sei più grande, avvicinati e assettiti dalla mia. Non ci sono oro, soldi e lassiti di roba senza mia, ma parola piena di educazioni e sentimenti che ti voglio insegnare. E come un testamento di vita ti voglio consegnare. La vita è una ruota, chi passa la vota sola. Bisogna seminare il buono per ricogliere i frutti più belli. Si semina amore, a ricogliere contentizia e felicità. Si semina onestà, a ricogliere pace e serenità. Si semina odio, a ricogliere solitudine, guai e male. Sti parole salvati dintre sta valigia della vita, non sono pizzeria, ma regole di vita che ti fanno crescere e pensare. Perciò picchia l'insegnamenti e non li scordare. Dissi su parole che con tanto affetto ti voglio lasciare. E io do un bacio per una valigia di parole, come ho detto poc'anzi, è una delle mie preferite, in quanto dà contezza dei sentimenti. In nome paesi, io mi scuso per il siciliano, ma purtroppo ho dei problemucci. Questa è una poesia che ripercorre e racconta i ricordi del passato, la semplicità, i colori, i giochi, le tradizioni di un paese dove ancora il cemento non aveva preso il sopravvento. A te il microfono. Attenzione ai fili. Vecchia strada di due paesi. Da tanto tempo io non ti via e mi fermo qua qualche minuto a pensare. Una volta tu ne eri pesciata e m'ha concementata, macchina di pertusi e tutta trollata. Quanto cose hai visto cacciare e quanto dure soldi e tramontare e lunedini, lampe, ciona, l'acqua che tirava uscivo durante il mio bagnata per svaporare. Vecchia strada di Roma e paesi, sogno fermo qua a ricordare. Se tu ti potessi parlare, quanto cose contate, ricordi, vecchie tradizioni, carizze di luce, venti curiose, no, non si possono scordare l'arcobaleno di colore, un violo e le barcuna di gelsomine e i fiori profumate e innamorate, ammocciate, cultivate, ammozzoni di pace e gelemate, e si promettono eternamente, vecchia strada del mio paese. Ricordo quando non guardavo i pizzerizzi, giocavamo fino a casa sera, i fiorini, e i figli, tutti quei vestiti cereali, aspettati dalle nostre ferie
perché è stata di nome paese, ti vedo voi ricordare, mi ricordo il passato di tutto bene di pensare, e tu sul mio cuore di lei, e io, no, tu me lo sai aspettare. Lorica non ci sta in questa strada. Esatto, per non dimenticare le tradizioni. Andiamo avanti, adesso ascoltiamo il relatore Vincenzo Di Paola. Un applauso. Grazie, e grazie soprattutto a Franco che ha voluto darmi questo onore, questo piacere. Intervista realizzata da Francesca Corrieri in un quartiere di Palermo e racconta la povertà, la solitudine, la rabbia, la lotta quotidiana per la sopravvivenza. Parla di un grande valore, quella della dignità, che due coniugi protagonisti portano avanti a costo della propria vita. Stasera mi chianci i cuori. La mia arma è china di dolori, la mia mente, come un orologio, non si ferma di pensare. La povertà di chi dove mi fa incullurare. Sta poesia ci voglio dedicare, e anche se i versi e le rime struggenti, lo stomaco non ci inchi e non li fa saziare, sta testimonianza toccante ve la voglio puntare. Dai politici, dallo Stato e dai cristiani abbandonati, amici di Pititto e di Lufriddo, come due arnuzzi di predatorio scordati, tra sereno, acqua, lampi e ciona, senza casa, senza soldi e pane di mangiare, dormono in una vecchia macchina ammucchiati e nella mensa di poveretti vanno a mangiare addolorati. S'avvicinano a mia, che ci voglio parlare, marito e moglie di 40 anni. Mi contano chi passano e si fanno intervistare, senza vergognarsi, si mettono a chiangere e addumannano pani, robe e ciavagliari. Ci sono storie come questa che ne lasciano senza parole, storie che avremo sempre dalle televisioni, storie che di presenza ne agghiacciano i cuori e se è un caso ne fanno un colpa sentire per i troppi sfrari. Me ne torno di Palermo e non ci volesse pensare, ma la disperazione che leggevo negli occhi ritti non mi vuole lasciare. Un appello allo comune voglio lanciare, una mano d'aiuto ce la voglio dare, non so come fare, ma le coscienze sanno a smuovere e lo silenzio non si può accettare. Poi ripenso alle parole dette: morire di fame sì, morire di freddo puro, ma rubare mai. La dignità, l'onestà e il rispetto nudo ne le può ignorare, nudo ne le può levare, e il nostro nonno non voleva infamare. Bravo. Adesso do la parola all'intervista realizzata da Francesca Corrieri in un quartiere di Palermo e racconta la povertà, la solitudine, la rabbia, la lotta quotidiana per la sopravvivenza. Parla di un grande valore, quella della dignità, che due coniugi protagonisti portano avanti a costo della propria vita. Stasera mi chianci i cuori. La mia arma è china di dolori. La mia mente, come un orologio, non si ferma di pensare. La povertà di chi dove mi fa incullurare. Sta poesia ci voglio dedicare, e anche se i versi e le rime struggenti, lo stomaco non ci inchi e non li fa saziare, sta testimonianza toccante ve la voglio puntare.
dai politici, dallo Stato e dai cristiani abbandonati, amici di Piditto e di Lufriddu, come due arnuzzi di predatori oscurdati, tra sereno, acqua, lampi e ciona, senza casa, senza soldi e pane di mangiare, dormono in la vecchia macchina ammucchiati e nella mensa dei poveretti vanno a mangiare addolorati. S'avvicinano a mia, che ci voglio parlare, marito e moglie di 40 anni, mi contano chi passano e si fanno intervistare senza vergognarsi, si mettono a chiangere e addumannano pani, robe e ciavagliari. Ci sono storie come questa che ne lasciano senza parole, storie che avremo sempre dalle televisioni, storie che di presenza ne agghiacciano i cuori e se è un caso ne fanno un colpa sentire per i troppi strati. Me ne torno di Palermo e non ci volessi pensare, ma la disperazione che leggevo negli occhi ritti non mi vuole lasciare. Un appello allo comune voglio lanciare, una mano d'aiuto ce la voglio dare, non so come fare, ma le coscienze sanno a smuovere e lo silenzio non si può accettare. Poi ripenso alle parole dette. Morire di fame sì, morire di freddo puro, ma rubare mai. La dignità, l'onestà e il rispetto nudo ne le può ignorare, nudo ne le può levare e il nostro nonno non voleva infamare. Bravo. Adesso do la parola. Soprattutto perché mi sta consentendo e mi ha consentito di leggere per la prima volta un libro di poesia in siciliano. Quindi diciamo che questa sarà una tappa importantissima della mia vita, perché ripeto ha caratterizzato, cioè questo fatto importante. Io non avevo mai letto un libro di poesia, tant'è che, per dire la verità, non ho trovato un po' di difficoltà. E quindi però è stata una cosa molto bella e cioè, l'ho apprezzato moltissimo. L'impatto della lettura in dialetto non è stato facile. Diciamo che parla di tutto di un lager nazista e parla soprattutto di un rapporto. A un certo punto ci ricordiamo un po' così. No, ci ricordiamo un po' alla storia, al figlio di Benigni. E quindi questo rapporto tra il padre e il figlio che purtroppo si trovano ristretti in questi maledetti laghi. Il bambino che purtroppo non si rende conto della gravità della situazione, ma che in un certo modo ci rendiamo conto che si vive questo dramma, ma non tanto perché viene della sua vita, ma soprattutto della vita degli altri. Papà, tu mi contento, mai mi aveva pianato in capo, mai aveva pianato in capo in te. Scusate il mio dialetto che non è troppo, posso dire quello che no, però non ti pare che abbiamo troppo scritto. E poi tutti seri aggancio le È difficile il dialetto. Papà, sono contente, mai avevi chiamato un caponceno, però non ti pare che siamo troppo scitte. E poi perché sono tutte serie e cangioliano? Perché non parlano? Perché si abbracciano? Forse dello cielo si scantano? Papà, quanto cristiani nel tuo filo spenato, quanto nive, quanto comunivoro, quanto cristiani nure, ma perché non si vestono? E poi perché seccano in terra? E tiene il tuo colore rosso nella neve? Papà, da lì a chi li giocano a sparare, le tedeschi sparano e le prese seccano in terra, bam, ma perché non si usano? Papà, io voglio con la voce piccirite, le soldate mi fanno capire che andavano a lavare, però non dio le robe del cangiare.
ci passa che non è acqua che ne aspetta, ma io non mi scampo di lavarmi. Dammi una passata e non stare in pensiero che mia. Anche se io 7 anni, io sono coraggioso e grande. E mi faccio lavare solo, come dia. Papà, perché pure tu piangi? Perché mi abbracci e non mi vuoi lasciare? Non ti riesco stai facendo arrabbiare. Mi lavo, mi vesto e poi ritorno. E poi finisce la richiamare. Ciao papà. Senti. E l'altoparlante. Femmina lucente. Occhi di cane arraggiate di intralata, ora assuppato dal veleno di serpente, mani sempre nell'aria mai calate, bocca avvelenata come lo fere selvaggio dello vento, parole sputate all'armalisca lo tempo, e cade d'incontro tutto insieme la come scopettate, che ti fanno sentire le carne morte e bastoniate, voci, grida del raggio e lamenti delle legnate, che ti spreziano la faccia di colore e dolore, come granule d'internata che fanno scruscio e cadono una verso all'altro come ioco di fuoco, facendo desatare nell'aria e scantare come un ente, dalla sua mente malata e prepotente, dalle sue mani inchiappate di sangue e di sentenze, che ti sfregiano la faccia e lo corpo di femmina innocente, con veleate, pugna, cauce e manacciate, sfurtando amore, sentimento e giuramento. I salocchi d'interra e grida femmina innocente, è sbagliato stare zitto e fare finta di niente. Non badare a chi che dice o pensa la gente, la speranza e l'amore sull'avanza a tia, grave la porta della giustizia senza via. Iddu di una spina senza rose, vampate e fuoco di violenza, e sciamina femminicidio, cinere e prepotenza. Denunzia, denunzia, ancora denunzia, e chissà la strada della salvezza, non lo scordare, sulla così le petale del rosa, arrenda la tua vita, ponno riaffacciare. Grazie. Del sorriso, perché porta alla ribalta usi e tradizioni non conosciute alle nuove generazioni. Nell'immaginario collettivo di tempi assai remoti, la mascolinità era un vanto per i genitori e non doveva né poteva essere sottaciuto. C'era chi interveniva per rassicurare padri sulla virilità del proprio figlio. Nel palcoscenico così si affacciava Azza Paola. Quando la città cominciava a pennare, stava tutto male. A quartiere le dame concetanee e antichi dicevano quando alle figlie lo pistazzo già cominciava a crescere e la voce si stava per cacciare. Zitto io, zitto tu, quando sforava il quotidiano a buttare, con la scusa di sigaretta a cantare, di Lisa, padre e figlio ne sciano e senza sciattare, non sapava a maestra del mascolo semiglia. Sapava. Venisse se mia figlia il mascolo si mi ha preoccupare. Io anzitutto ci ha domandato, mentre lo pizzottello con l'occhitella rossegava. Non ti preoccupare, io lo saggio non so che fare, e mi ha di capitare e non si può neanche. Ida decisa lo confortava, e tu la mamma è bene con mia. Non lo vide che tuo padre in pensiero di mania, non lo faceva aspettare senza niente. Dopo una nicchia, tu figlio è buono, mascolo. E se tu dico io ci puoi credere, tutto si può pure maritare, tante amore a tia, 1000 lire non a mia. E si può dare tu lì, provo pure a tia. No, sa Paola, e io sogno a posto, sta benedita a tia, e buonasera a tutti quanti, dice, a turno, tu li figli come a mia.
Allora, lo dico io perché è un mio collega, lavoriamo ogni giorno assieme. Pippo Carollo ha dedicato una poesia scritta da lui a Villeci. Si intitola Francesco lo poeta. Nel Palasetto Saporito, nella provincia di Palermo, ci sta un poeta dialettale, casa diretta a scrivere poesie, prosi, storie del nostro tempo e pure il passato. A me piace leggere, perché ti sospetto con il cuore in mano, ti pigliano, ti intrigano, insomma, ti rilegge con piacere, e tu scrivere cose vere e di cose di fantasia, ma certe volte ti portano allegria e altre volte ti portano tristezza, perché le storie che tu conta sono così scritte buone, che anche se sono fantasia ti parano reali e a così sia. Vai. Per Spazio Cultura accendiamo i riflettori su Francesca Currieri. Ma chi Salva le sterrebese che è paperissima. Allora, domanda. Allora, domanda, aspetta.
Per Spazio Cultura accendiamo i riflettori su... Vai, no, basta. Allora... Vai. Non sono richieste. Mi devo calmare, perché sennò... Va a posto. Ma come si fa? Non sono richieste. No. Francesco Billeci. No, non mi piace, più spirito a me. No. Ah dai, mi fa ridere ora. Francesco Billeci, sei stato... Ma quando vedremo. Pensavo di non riuscire mai a, diciamo... Vedete, chi da meglio era? Lasciamo... Ma quando vedremo. Ma perché non riusciamo a fare un'intervista? Vai. Francesco Billeci, è arrivato un riconoscimento, sei stato inserito tra i poeti. Vai. Un evento culturale stasera, la presentazione del libro Rarichi in un passato, scritto da Francesca Corrieri e Francesco Billeci. Ma secondo voi, ma perché la gente stasera se n'è andata? Va bene, non c'è niente. Ma allora conserva questa non te l'aspettavo, conserva questa cosa.